I locali del Vergati Sarmeola in divisa bianco-blu nel primo set alla vostra sinistra, guidati da Leandro Falcini e Matteo Bivi, schierano Filippo Dalla Tor alzatore, Nicola Vianello posto, Massimiliano Viero e Andrea Baldin schiacciatori, Gianni Primon e Alberto Frizzarin centrali, Damiano Migliorini libero. Gli ospiti trevigiani della pallavolo Motta in tenuta bianco-nera, nel primo set alla vostra destra, allenati da Federico Orsatti e Nicola Strumendo, giocano con Milo Zanardo alzatore, Christian Stoppar opposto, Pietro Ioppi e Giovanni Quarti schiacciatori, Alessandro Scappin e Nicola Lazzari centrali, Matteo Daldello libero. Inizio difficile per i locali che sbagliano in attacco e in battuta, mentre i trevigiani sono efficacissimi in difesa e in contrattacco con Ioppi, guadagnando subito un vantaggio di 3 punti, incrementato a metà set quando un filotto di attacchi errati del Sarmeola agevola l'allungo del Motta sul 14-8. La difesa ospite, ben supportata dal muro, neutralizza le conclusioni padovane. Quarti e Stoppar sono impeccabili in contrattacco, proiettando sul 17-10 i trevigiani, superiori nei fondamentali di seconda linea. I locali fanno valere la solidità del muro, ma le bordate di Stoppar permettono al Motta di mantenere un margine minimo di 5 punti fino al termine del primo set, chiuso sul 25-19 grazie all'ultimo attacco fuori di Viero. Il Vergati Sarmeola entra in partita con l'avvio della ripresa, ricevendo meglio e passando con buona regolarità dai lati col giovane opposto Vianello e con l'esperto Viero, ma il Motta risponde colpo su colpo con le micidiali staffilate di Quadri e Ioppi, raggiungendo il primo timeout tecnico in vantaggio di 2 punti. Sulla palla costruita alta da noi hai un muro di là piazzato bene, non tirare a chiudere, tira forte, magari la rischi che ti esce, però cerca le mani. Il servizio di Ioppi manda in crisi la ricezione padovana, propiziando il deciso allungo dei trevigiani sul 13-6. Sembra che gli ospiti possano uccidere il match, invece nel Sarmeola scatta qualcosa che esalta l'unità, l'orgoglio, la rabbia di un gruppo privato dalla sfortuna di 3 campioni di assoluto valore, quali Emiliano Maniero, Marco Tasca e Davide Togo. Spinti dal superlativo Frizzarin, da un filotto di muri e contrattacchi vincenti di Vianello e Baldin, i ragazzi di Falcini riducono il passivo punto su punto fino ad azzerarlo sul 19 pari. Il palpitante finale del secondo set è il preludio dell'incredibile epilogo del successivo. Le squadre si rincorrono superandosi di continuo. L'ottimo Baldin annulla al Motta una palla a set, 24 pari. Il generoso sforzo dei locali soccombe di fronte alla freddezza e alla classe di Ioppi e Quarti, che infilano i 2 punti decisivi chiudendo il secondo parziale sul 26-24 per gli ospiti. La solidità del Sarmeola non viene meno, anzi, i locali ripartono a tutta forzando il servizio e fermando gli attacchi da posto 4 di Ioppi e compagni. I padovani mettono a dura prova il Motta, che si deve appellare alla potenza devastante di Stoppar per restare in scia, ma i ragazzi di casa riescono a scardinare la ricezione avversaria col servizio in salto di Andrea Baldin, avvantaggiandosi sul 14-10, complici 2 contrattacchi errati di Ioppi. È importante quando arriverà la palla Ioppi, quando è in prima linea, prenderlo bene in diagonale. Il Vergati produce un ottimo volley, risultando efficace in fase di muro e difesa, finalizzando con Viero, Vianello e con l'ottimo Frizzarin. Il giovane centrale numero 17 inchioda il primo tempo che proietti i locali sul 20-16. Gli ospiti sono sul punto di capitolare, ma Giovanni Quarti mette a terra i palloni difficili, poi un muro vincente di Scappin e Stoppar su Baldin riduce il gap sul 22-21. Un contrattacco al fulmicotone di Nicola Vianello manda il Sarmeola sul 24-21, ma l'eccezionale Stoppar è una forza della natura. Mura e contrattacca annullando 3 set point ai locali, 24 pari. I padovani sbagliano in ricezione, ma il mani fuori di Vianello ristabilisce la parità. Stoppar mette fuori un attacco, ma si riscatta subito da posto 2, poi piazza un ace dando al Motta il punto del 28-27. Le 2 squadre lottano strenuamente, esaltando il pubblico con una girandola di emozioni forti. Viero risponde al grandioso Stoppar, poi una ricezione errata dei trevigiani manda avanti i locali sul 30-29, ma 2 muri vincenti degli ospiti ribaltano la situazione. Una palletta di Viero e un muro punto di Dalla Tor rilanciano il Sarmeola sul 32-31, ma il dio del volley decide di premiare il Motta, che va a segno con il mani fuori di Quarti, poi con 2 muri vincenti consecutivi su Viero e Baldin, chiudendo sul 34-32 un terzo set da antologia. L'ago della bilancia è stato sicuramente il secondo set.
dove siamo prevalsi in qualche dettaglio e l'abbiamo portato a casa. Poi il terzo è stata una lotta continua, eravamo sotto anche di 4 punti. Al secondo tempo tecnico eravamo 16-12 ad esempio, e l'abbiamo portato a casa con dei sforzi, veramente dei grandi sforzi. Si poteva fare un po' di più in difesa, nelle coperture dei pallonetti eccetera, noi ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo la pallavolo è questa. Ho trovato un avversario molto ostico, secondo in classifica non per nulla, e è la prima squadra che sbaglia così poco, che non dà ossigeno agli avversari, questo ci ha messo molto in difficoltà. Non voglio parlare dell'assenza perché non conta, l'importante era giocare questa partita con la determinazione giusta, consci di affrontare una seconda in classifica a pieno merito, e l'abbiamo fatto vedere alla gente che ci ha visto che riusciamo anche noi a giocare in B2 in un certo modo. Pur essendo anche un momento abbastanza di crisi comune, noi crediamo che la pallavolo sia ancora uno sport abbastanza puro, difatti lo dimostrano le nostre tribune che sono piene di ragazzini giovani in cui si vede che partecipare a queste partite è bello e avvincente. Il Comune di Urbano è vicino alle società sportive e lo manifesta negli investimenti. Non a caso qui abbiamo rifatto il parquet, quindi un investimento abbastanza importante di 90.000 euro, per cui abbiamo dato la possibilità a questa squadra di eccellenza della Serie B di poter giocare in questo palazzetto. Da anni il Comune di Urbano si prodiga ed è molto attento a che lo sport, soprattutto nel settore giovanile, venga coltivato nel proprio comune, agevolando le società sportive perché pratichino lo sport in tutti gli impianti sportivi.